La giornata di oggi vuole essere un punto di unione tra il passato ed il futuro. I ragazzi di ieri hanno oggi festeggiato la loro scuola, i loro momenti, sono stati degli attimi di serenità, di spensieratezza, di bei ricordi, ma ci sono stati momenti anche molto alti perché abbiamo avuto dei grandissimi ragazzi che oggi sono diventati dei grandi professionisti che hanno costruito la città, che hanno rappresentato per la città moltissimo. Questa scuola continua a essere il centro della città, del territorio, di quello che i catanesi sono e vogliono essere. Io credo che questa scuola rappresenti moltissimo l'anima dei catanesi, quella che ha voluto De Felice Giuffrida Olivetti, De Felice Giuffrida nell'Ottocento e Olivetti nel Novecento, cioè persone del fare che coniugavano la grande passione verso il lavoro, la società, alla loro città, alla loro nazione. E oggi abbiamo voluto rappresentare questo, ricordando che questa scuola si rinnova continuamente, che ha un corpo docente e un personale ATA disponibile all'innovazione, ad aiutare i ragazzi, ad integrarli, a farli lavorare per essere domani dei cittadini che lavorano nell'ambito dell'economia verde, del turismo ecosostenibile, del rapporto con i database, l'innovazione del quadriennale informatico, l'innovazione per i servizi commerciali dell'Olivetti con il CAF, l'amministratore di condominio, i ragazzi dell'estetica e i ragazzi dell'acconciatura. Noi vogliamo trovare la possibilità a tutti i nostri ragazzi di essere ciò che vogliono essere e di essere poi competitivi nel mondo del lavoro. Lo facciamo anche attraverso diversi progetti, la idea di appartenenza alla città, l'adozione della piazza a Roma, l'apprendistato di primo livello, i lavori di PCTO con l'Agenzia delle Entrate, con gli alberghi, una serie con i club service, una serie di attività che servono a far lavorare i ragazzi sulla base di quelle che sono le esigenze della società moderna e quello che oggi ci chiede la nazione per essere cittadini di domani.